Dal PD il segretario Zingaretti ricorda: oggi più che mai la priorità è creare occupazione. Di Maio: lo Stato dia il massimo per chi non ha lavoro. Salvini dall'opposizione incalza: troppe liti nel governo, non durerà. Virginia Lozito. Buon 1° maggio all'Italia che resiste, vicini alle persone con l'impegno a creare lavoro per la rinascita e per costruire fiducia. È il messaggio via social del segretario PD Zingaretti. E Di Maio rende omaggio a medici, infermieri, forze dell'ordine e a chi, afferma, ha tenuto acceso il motore dell'Italia. Lo Stato dia il massimo per chi non ha lavoro. Il ministro Amendola torna sul MES, valuterà il Parlamento. Di fase 2 parla Paola De Micheli, sul trasporto pubblico regole uguali per tutti. E la ministra Catalfo annuncia nel prossimo decreto 20 miliardi per le categorie in difficoltà. Niente riaperture a macchia di leopardo, avverte Crimi dei 5 Stelle. Preme per riaprire Renzi per salvare, afferma, migliaia di posti di lavoro. Salute e sicurezza non si risolvono per decreto, dice la ministra Bellanova. Per l'EU c'è bisogno di lavoro sicuro, non di crisi al buio. La Lega sospende l'occupazione di Camera e Senato dopo le scuse del Premier sui ritardi, ma Salvini avverte: pronti a riprendere senza fatti concreti su aiuti a famiglie e imprese e regole certe per le riaperture. Poi incalza: troppe liti nel governo, non durerà. Democrazia sostanzialmente sospesa, accusa Meloni. Ora ci coinvolgano sulla fase 2 e poi alle urne. Nel centrodestra unica differenza è sul MES. No da Lega e Fratelli d'Italia, sì da Forza Italia se senza condizioni. E Berlusconi torna sul 1° maggio. Lo Stato ha il dovere di aiutare imprese e lavoratori.